Dopo il jingle si va per la 10ª, il preludio al race-off del campionato europeo. Si sfidano 10 4 anni, una corsa di altissima qualità, vincitori da 20 a 100.000 euro in carriera. Autostart inizia a muoversi. Questa bella sfida tra 4 anni, 1 Francis ZL, Vincenzo Luongo, 2 Fragola di No, Marco Stefani, 3 Freccia Laxmi, Federico Esposito, 4 Farlow Selva, Alessandro Gocciadoro, 5 Flamboyant VF, Antonio Simioli, 6 Floyd di Girifalco, Gennaro Riccio, in seconda fila 7 Foira Mail, Andrea Farolfi, 8 Fanidol VF, Pietro Gubellini, 9 Physique Durol, Roberto Vecchione, 10 Fort Washaki, Antonio Di Nardo. Perde l'ala tutta la seconda fila. Sbaglia Foira Mail. Parti. Farlow Selva prova ad andare davanti nei confronti di Francis ZL e Fragola di No e ci riesce. All'imbocco della prima curva al comando c'è Farlow Selva, numero in seconda 7 posizione Foira Francis Mail ZL, squalificato. in terza Freccia Laxmi, è rimasta di fuori Fragola di No, che potrebbe trovare posto in quarta posizione in corda. Vedremo le scelte di Marco Stefani. 14,5 il lancio da parte di Farlow Selva, che ha preso l'iniziativa e adesso può guidare liberamente. 400 metri in 29,2, si va sulla curva di destra. Farlow Selva prosegue il comando, nella sua scia Francis ZL che precede Freccia Laxmi, poi Fragola di No, quindi Physique Durol con all'esterno Flamboyant VF, 600 metri in 44,8. Va a fare la terza pariglia esterna anche Fort Washaki che precede Fanidol VF. Sulla retta opposta alle tribune non cambia nulla, si va verso il completamento del primo giro, passato in 59,7, da Farlow Selva che prosegue in vantaggio, nella sua scia sempre Francis ZL, poi Freccia Laxmi di fuori, prova ad avanzare ora con decisione Fragola di No. 1,15,5 i primi 1000 di gara. Continua in vantaggio Farlow Selva su Fragola di No di fuori e Francis ZL in corda. Seconda pariglia per Flamboyant VF che precede Fort Washaki. Trazione in 15 sotto alle tribune, 1,34 i 1.200. Tutto di comodo per il momento per il leader. Alessandro Gocciadoro continua a comandare la corsa quando siamo ormai a 600 dal palo e Farlow Selva è sempre in avanti, 15,3 per la curva. Farlow Selva su Francis ZL e Fragola di No, poi Freccia Laxmi e Flamboyant, ancora Physique Durol e Fort Washaki. Non cambia nulla quando siamo al miglio di gara, passato in 1,59,9. Farlow Selva guadagna qualcosina su Fragola di No che si appoggia un po' in giù nelle curve, prova a spostare in terza corsia allora Flamboyant VF anticipando Fort Washaki. Farlow Selva privato dei tappi estraibili, prova dal lungo all'ingresso della dirittura d'arrivo. Farlow Selva entra in vantaggio nei confronti di Francis ZL, al largo scatta Fort Washaki e va per la sesta 6 in serata. Antonio Di Nardo, Fort Washaki. Gennaro Casillo al training, la scuderia quiriniana alla proprietà. E cosa volete dirgli a un guidatore del genere? 6 vittorie nella serata del campionato europeo, il terzo posto ottenuto nel campionato con Emma dei Vetri, ma sono 6 le vittorie conquistate da Antonio Di Nardo. Meraviglioso speed anche con Fort Washaki, la figlia di Ideale Luis Eulena Carr. Primeggia nettamente su Farlow Selva che è secondo, al terzo è Francis ZL, il numero 10 al primo posto. E andiamo da Bob Trivisonno in premiazione, che non so cosa si saprà far dire questa volta da Antonio Di Nardo. A te Elena.